Proviamo a superare questi 2 anni di pandemia e torniamo con una versione totalmente rinnovata, decisamente più ricca. Abbiamo le nostre conversazioni sulla saggistica, che noi nasciamo come festival di saggistica. Abbiamo inserito la poesia, quindi avremo 3 serate di poesia all'interno di una biblioteca sociale, 4 serate dedicate al cinema. Tempo futuro, possibile, sostenibile, questo è il tema della quinta edizione. Avremo 4 giornate con 38esimo Kids, tutte all'interno del parco archeologico. Avremo delle conversazioni con Nati per Leggere in 2 scuole di periferia del territorio di Marsala, perché Marsala è una città-territorio. E quindi insomma proviamo in qualche modo a esorcizzare questo tempo. Un festival di fatto poi serve a questo, a fermare un tempo e a darsi in qualche modo un momento per riflettere su quanto abbiamo vissuto. Il tempo è sicuramente quello, ne abbiamo avuto a disposizione tantissimo nei momenti di clausura e quindi è in qualche modo una riflessione su come poterlo impiegare in questo prossimo quotidiano. Il futuro sicuramente è la cosa per cui tutti noi oggi immaginiamo come poter vivere una dimensione diversa di quello che ci aspetta. La sostenibilità è diventata, ahimè, materia di dibattito politico quotidiano e quindi sono dei temi che all'interno di un festival che si pone un tempo e dei momenti di riflessione credo che sia la base per poter in qualche modo mettere un punto e andare oltre. Marsala dal 3 luglio del 2020 è entrato nel circuito delle città che legge ed è stato un titolo insignito dal CEPEL, il Centro per il Libro e per la Lettura. Marsala ha un patto locale per la lettura, seguendo in qualche modo il dettato della legge nazionale sul riassetto del libro e dell'editoria ed è un patto siglato da oltre 50 sottoscrittori, credo che sia il più ricco della provincia di Trapani. Altresì la provincia di Trapani ha una peculiarità, ovvero è l'unica provincia in tutta la Sicilia che ha 4 città che hanno ottenuto questo titolo e successivamente, credo qualche mese fa, è stato siglato un patto intercomunale che è una ricchezza ulteriore per alzare quella famosa asticella dal basso. Si riparte dalla cultura perché da lì bisogna ripartire, si riparte dai libri perché è dalla cultura di base che tu puoi creare una comunità coesa e consapevole allo stesso tempo.